E a tutti quanti voi, buonasera, grazie per questo applauso esagerato, proprio mi piace, mi porta bene. Fare di ringraziare Mario Quintali e veramente tutti gli artisti che mi hanno preceduto, hanno detto è un onore stare qua e veramente lo è questo, anche perché quando si lavora e si sta con Mario Quinta si sta veramente nella legalità. Un applauso a quell'uomo là. Grazie Mario! Cosa sta facendo luci tutti i calci? No, ma a me mi piacciono assai i guaglioni là vicini, certo un guaglione a quando vede Mario qui da capo con i separati 3 anni di calcio. Perché si trovano buoni, capite? Tu Mario qui porta belli artisti, bella gente, signori, ma veramente è così, chi fa questo lavoro quando si trova in queste situazioni serie, veramente si apre il cuore e uno lo fa con una marcia in più, veramente. Allora, oggi fare ridere per me, lo dico sempre perché sono un cabarettista da 30 anni, è la cosa più semplice che esiste. A Napoli si può ridere, non c'è stato problema, sono tutti comici. Vero o no? Bravo, e quando voglio ridere mica paga il dottore, mica paga un cinema teatro, no? A me per esempio oggi sto imparando a osservare con i bambini che sono meravigliosamente comici. Guarda la di Guaglione, da 6 anni, penso. Se ne fotte proprio stasera. Sta bucando le fermate, ma per pensare. È così, perché oggi i bambini sono così, io alle dei Guaglione, perché stiamo ancora infasciati. Noi ci hanno inguaiato in cellule mostra, la mia generazione, il fascia tua mamma mi arrabbiava in te, ancora a casa per ricordo. Ogni fascia è 15 metri. Mamma quando ha avuto a me tenevo 15 anni non sapevo quanto fasciare, mi arrabbiavo più che mai. Poi mi mettevo un po' buio e dicevo vicino alla sua vicina, guardate un figlio di come è bravo, non si muove proprio. Mamma posso solo respirare come inquinato. Già da loro cantavano che la Nina Nanna famo, lo dico alle mamme giovani, queste mamme di oggi non cantate mai che la Nina Nanna cattiva, che la fa Nina Nanna, Nina O, dico a chi lo do, e quando si deve fatta a 4 anni poi mi parlavo, facevi mamma mi un po' stomaco, con l'uananza, cantavo che era la cosa più cattiva, nonna, nunnarella, un lupo, chiudeva la stanza e lo lasciavo su a quell'attivo. E quando si addobbano, perché poi amici per essere tutto bianco, è rigorosamente bianco e di lana, corpetto bianco di lana, gattino bianco di lana, mucchietto bianco di lana, pure la coperta bianco di lana. La paura mia che vedevo un lupo, e mi scagliavo pure la pianta. Cancella la situazione, guarda, chi sono nonno, ma veramente sono nonno, la mia nipotino di quella corona ti dice papà e poi ti fa no, fatta dormire. Quindi vanno a mangiare, però guarda sera non c'era su un nonno c'è la favoletta. Ti raccontai la favoletta di Cenerentola, ma quando a zucca diventa i carrozzi io non ci ho più. Cioè tu non ti stai trovando. Un nonno non fuma manco e si trova. No, non è possibile che la zucca diventi carrozza. Non le dite queste cose, la si vede un assistente sociale in questa casa, se mi dice queste cose va a finire la casa famiglia. Guarda, no, che vogliono come la pensano, sono intelligenti, sono comici, ma se lo facciamo ai bambini, perché sono meravigliosi. La ragazza perché li trovo pure molto comici, ho visto a Mario un bambino uscire dall'acqua, tanta voce ha gritato, mamma, ma la scorreggia di costumino pensa? La mamma no, allora mangi cagate sotto, senza pensieri. Il mio vicino c'ha un bambino 5 anni che è caduto un dentino, disse alla mamma, rammo sto dentino, noi stasera mettiamo dei bicchierini, stanotte venuto a morire, se prendo un dentino e ti lasci il soldino. Voglio 5 anni, mamma e quando mi lascia? Cerca mamma 5 euro, vai pure. A me c'è stato problemi, sto pensando a un nonno quando andava a essere più terribile prendi 2 bicchieri, si vede un pochino, non sa uscire la cosa in sono troppo bene. Ragazzi giocano con questi attrezzi tecnologici, noi nella mia età facevo prima le poche adeguate. Una signora alla comunione un bambino per regalare questi telefonini di nuova generazione, voglio tu con lei, questo telefono in mano, a nonno dice, voglio ma te la regalate la prima comunione. Certo voglio no, l'iPhone.
600 euro. C'erano nuovo, da asciugare una pillola, tutti i soldi. Cioè, la signora alla nipotina ci tracciava una bella torta a crema Chandeleur. Allora si facciamo, quando la palestina. Tu dici la verità, una creatura non si faceva capace, come mai sua zia non aveva i bambini, un guaglione non lo capiva, la zia era zitella, un guaglione però era curioso, disse zia, come mai non hai bambini? Senta zia, la cicogna non viene. Detto creatura, anzi cagno l'uccello. Come diceva loro a te. Ma quello che è bello, signori, noi siamo vissuti, la mia generazione, immagino pure di questo signore qua, che è più grandicello come me, un fatto che ci facevano credere a far fallire. Io non ti va a scuola, ma mai non è carabinieri, non si va a scuola, no, ma poi vai a far fallire. Mi fatto mia a far fallire. Una presa tu che dice, mamma, non fai a far fallire. Cioè ti ha rossata a far fallire, la facciamo ammazzare scuola. Poi mi fece più grandicello, mi fidanzai con una ragazza e non mi posso più ospitare, disse la vuoi vedere la farfallina? Cioè ti ha passato vai a dire tu sa farfallina. E quando la cacciamo ammazzare scuola. Perché così ci facevano che ci battevano, ma non per cattiveria, c'era Pampalà, si diceva, mazza e panella, e gli è salutato il sodale qua la Ricciardina. Ma tutti immazzati cacciati, si vede il numero più bello del mondo.